Sono 2 anni che sono seguiti dagli assistenti sociali e oggi c'era lo sfratto esecutivo. Hanno avuto un mese di proroga fino al 16 maggio, però fra un mese saranno alle stesse condizioni, nel panico. Le emergenze abitative devono essere gestite in modo ben diverso. Tra un mese la famiglia cancellata non avrà più una casa in cui vivere. Non riescono a pagare l'affitto e i proprietari dell'abitazione di via Val di Fassa a Favaro Veneto vogliono che sia libera per motivi personali. L'unico reddito che entra è la pensione minima del signor Luigino e non basta. Abbiamo avuto dei problemi finanziari, nel senso che mio marito adesso è in pensione e prima lavorava ancora a chiamata facendo il cameriere, poi mio marito ha 70 anni fra l'altro. Mio figlio ha quasi 30 anni, non lavora, non trova lavoro. Siamo stati appunto in comune tra gli assistenti sociali, abbiamo chiesto aiuto. Ma la consigliera Tosi sostiene che questo aiuto non arrivi. Lo scorso febbraio ha anche presentato un'interrogazione per chiedere di intervenire, ma non ha mai ricevuto risposta e ora rinnova l'appello. Sociale e politiche abitative. A 2 assessori io faccio un appello e al sindaco. Ho chiesto al sindaco di essere qui presente, di venire, essere presente e vicino alle persone. Questa famiglia rappresenta tutte le emergenze sociali che ci sono in questo comune. Ecco perché io ho chiamato voi affinché per fare un appello alle politiche che devono gestire in modo diverso. Le persone non devono essere abbandonate. Anche Luca, 30 anni, diplomato in ragioneria e con conoscenza dell'inglese, non riuscendo a trovare un'occupazione, lancia un appello. Cerco lavoro, chiunque volesse, qualsiasi tipo.